Presentata sabato scorso in piazza Porto Empedocle, nuova compagine calcistica dell'Empedoclina. Durante la festa di San Calogero, presento tutto lo staff. A fare gli onori di casa il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello, e l'assessore allo sport Picone. Il sindaco ha affermato come sia stato importante il lavoro svolto dalla squadra l'anno scorso, che dalla prima categoria sono stati promossi in promozione, con l'auspicio da parte del primo cittadino di stare vicini alla squadra e sostenerla con un tifo che merita, ringraziando la dirigenza per lo sforzo fatto nel percorso sportivo della stessa, e l'appello a seguire la squadra al campo sportivo che verrà riaperto al pubblico quest'anno. Poi la presentazione ufficiale di giocatori e staff tecnico da parte del presidente della squadra. Direi di conoscere chi sono questi talenti velocissimamente. Do la parola al presidente dell'Empedoclina, Alessandro Termini. Buonasera a tutti. E allora inizio con presentare il nostro staff tecnico, il mister Giuseppe Gambino, l'allenatore in seconda mister Portelli, il preparatore atletico Fabio Marino e il nostro ex capitano nonché bandiera dell'Empedoclina Giuseppe Granone. Passo subito con i calciatori della prima squadra. Abbiamo Bamba Dauda Desire, è qua. Poi abbiamo Bamba Ibrahim Kaliuliu, Cefalu Antonino, Lopresti Ernesto, Pujabi Musa, Polito Giuseppe, Presti Ottavio, Priolo Giuseppe, Pullara Salvatore, il nostro capitano Ricco Bono Daniele, San Filippo Angelo, Scannella Samuele, Sciacca Marco, Sodano Gioele, Spagnolo Ivan, Stella Aureliano, Sutti Alessandro, Congedimi Taormina Giovanni che è assente per problemi di salute, Yebua. La presentazione della squadra è qualcosa di importante per questa città. L'Empedoclina ha sempre rappresentato un momento di incontro e di sport e di grande crescita per la città di Porto Empedocle, e dopo il grande lavoro fatto dai giocatori e dai dirigenti l'anno scorso, che dalla prima promozione sono passati, dalla prima categoria sono passati in promozione, avevano il piacere di presentarsi alla città, perché credetemi, oltre all'impegno, oltre alla volontà di tutti coloro che si cimentano allo sport, c'è bisogno del calore della città. Quindi vediamo se quest'anno riusciamo a stare vicino alla squadra, perché è davvero un peccato non avere il calore della città e quindi avere il tifo che merita. Voglio fare un ringraziamento ai dirigenti di questa squadra, che nel corso degli anni hanno avuto tanti di quei problemi nel portare avanti questo impegno, che però con caparbietà e con impegno sono riusciti ad ottenere la promozione. Quindi, e chiudo, speriamo, fate in modo che quest'anno al campo sportivo, che sarà riaperto anche al pubblico per quanto riguarda le prime partite, vi sia un sostegno non solo morale ma anche fisico. La vostra presenza è importante. Grazie a tutti e buona serata. Questa sera siamo qua con questa meravigliosa squadra che ci ha dato e ci ha inorgoglito vincendo questo campionato e passando alla promozione. Sono giovani talenti che questa sera li abbiamo qui, ma io sono sicuro che fra qualche anno li possiamo vedere in qualche altro stadio, literatura anche nazionale. Glielo auguro perché sono giovani e hanno una grande carriera davanti. Grazie. Un particolare ringraziamento, visto che siamo qui, poi la squadra la presenterà il presidente. Un caloroso ringraziamento ad Alessandro Termini, che con grande sacrificio ha portato avanti tutto quello che noi stiamo vedendo questa sera, ma anche a tutte le persone, tutta la dirigenza che sostengono Alessandro e Porto Empedocle con la sua meravigliosa squadra. Un grazie al comitato organizzatore della festa di San Calogero che ci ha permesso di essere qui questa sera.